da conduttrice ad interprete. Ida Piccolo. Salve Alfonso Griscuolo, salve a tutti voi, è un piacere, infatti ancora devo comunque svestirmi per la giusta conduzione, per questo gran bel format di Cantiamo Napoli. È un vero piacere, infatti subito appena mi ha chiamato, subito accettato, ma per il semplice motivo perché accomuna un po' tante generazioni questo format, quindi è davvero bello avere la possibilità di incontrare dal piccolo talento al grande, al big della canzone napoletana. Noi fa molto piacere averti nella nostra famiglia, ci tenevo tanto a farti arrivare qua, ci sei arrivata e ti ringraziamo. Ma adesso sei in veste di cantante, qual è la canzone che presenti qui a Cantiamo Napoli? Io presento una bellissima canzone, sai che a me mi lega molto sia la canzone italiana che quella napoletana. Ho scelto un brano italiano, io interpreto un brano di Lucio Battisti con il Nastro Rosa, un po' diversa, un po' diversa. Una versione tutta tua? È mia, sì, è una versione comunque adatta forse alla voce femminile, è personalizzata. Ok, adesso l'hai fatto fare a tanti, adesso tocca a te dire insieme a me, noi siamo quelli di Cantiamo Napoli! Seguendo una libellula in un prato, un giorno che avevo rotto col passato, quando già credevo di esserci riuscita, son caduta. Una frase sciocca, un volgare doppio senso, mi ha allarmata, non è come io la penso, ma il sentimento era già un po' troppo denso e son restata. Chissà, chissà chi sei, chissà che sarai, chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo. Comunque adesso un po' paura, ora che questa avventura sta diventando una storia vera, spero tanto tu sia sincero. Il magazzino che contiene tante casse, alcune nere, alcune gialle, alcune rosse, dovendo scegliere e studiare le mie mosse, sono all'impasse. Mi sto accorgendo che sono giunta dentro casa, con la mia cassa ancora con il nastro rosa, e non vorrei aver sbagliato la mia spesa o il mio sposo. Chissà, chissà chi sei,